Hai una teoria che l'hai incontrata un paio d'anni fa e che la diventa per me una specie di modello e guida. La teoria del 10.000 ore, elaborata dal professore svedese Anders Ericsson. E in poche parole, questa teoria dice che tu che si applica un'attività umana, che pedessi su nel piano, studi matematica, giochi a tennis e via fuori, con 10.000 ore di pratica concentrata, a poi diventare di mago in quel settore. Non che vuol dire che diventeranno di numero uno al mondo in quel settore, ma semplicemente che potranno arrivare al livello che potessi considerare quello di un professionista. Naturalmente poi sono tante applicazioni e derivazioni di questa teoria, ma l'essenzialità è questa sì. Anche allora avevi lesi che i talk gava da Kustliber fuori classe ed Malcolm Gladwell perché le liber che Piketty ha dai una grossa man ad una divulgazione al pubblico generale e questa teoria scientifica. E la non è quindi sin talk che leserai adesso. Adis Gladwell. Numero 1. Chi che arriva ai livelli massimi a lavorare non con più impegno o con tanto più impegno di altri, a lavorare con tanto più impegno di altri. Numero 2. Gli cercatori ma sono buttasse d'accordo sul numero magico che marca un vero esperto. 10.000 ore. Numero 3. Hai van 10.000 ore d'esercizi per arrivare al livello di padronanza associato all'essere inespert a livello mondiale, qual che sia il campo. Numero 4. Questa cifra torna sempre. Evidentemente sono a spiegare perché certe persone vanno avanti di un millimetro quando si esercitano e perché di aite abbia un profitto maggiore da ore di pratica. Ma fino a che ognuno ha descobierto in casa che una competenza autentica sia stata ottenuta in tempi corti. Numero 5. 10.000 ore è il numero magico della grandezza.